Buongiorno a tutti da Strasburgo, è una settimana speciale questa perché accade una volta ogni 5 anni. La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha presentato infatti quella che, se confermata dal Parlamento, sarà la sua squadra di commissari. Non è certamente la Commissione che avrei sperato, ma sarà un collegio rivolto a destra evidentemente, del resto ognuno dei 26 componenti è stato indicato da uno Stato membro e dal suo governo. Per questo la quota italiana è stata ricoperta da Raffaele Fitto, esponente, come sapete, di Fratelli d'Italia. Il dibattito sulla sua figura è molto rumoroso tra Bruxelles e Strasburgo e non è segreto infatti che sia strano che un membro del gruppo ICR, riformisti e conservatori, che oltretutto non ha sostenuto la candidatura di von der Leyen, venga indicato come uno dei vicepresidenti della Commissione. Dal mio punto di vista sono ovviamente speranzosa per il fatto che questo ruolo sia stato assegnato a un italiano, perché tifo sempre per l'Italia. Eppure spero che Fitto sappia aderire al progetto europeista e su questo probabilmente metterà in crisi Giorgia Meloni, che da questo punto di vista è spesso stata ambigua. Ma non è questa l'unica preoccupazione. Guardando alle deleghe dei candidati commissari sembra che l'aspetto sociale sia estremamente debole. Speravamo in una sensibilità maggiore nei confronti di problematiche legate al lavoro, alla casa, alle famiglie più fragili. Anche il tema dell'uguaglianza e della parità di genere sembra essere stato derubricato dal momento che sarà la commissaria già incaricata alla gestione delle crisi ad occuparsene. Nelle prossime settimane inizieranno le audizioni da parte del Parlamento europeo ai commissari e non ci esimeremo da fare domande scomode e vi terrò aggiornati anche su questo. Questa settimana ho lavorato molto sul tema dei diritti delle donne afghane. Già la scorsa settimana vi avevo infatti raccontato di aver chiesto al Parlamento europeo di lavorare a una risoluzione d'urgenza e così è stato. Sono stata così la relatrice di questo testo per il gruppo dei socialisti e democratici e siamo riusciti a lanciare un messaggio molto importante. Ciò che sta accadendo nel paese è un apartheid di genere e l'Unione Europea deve spingere affinché questa sia riconosciuta come un crimine contro l'umanità. Il paese è soffocato da fame e povertà e le donne e le ragazze non solo devono riacquistare diritti e libertà, ma devono essere parte della ricostruzione del paese. La guerra poi di aggressione della Russia contro l'Ucraina è stato un altro punto al centro della nostra attenzione, con il voto di una risoluzione che afferma la necessità di continuare a sostenere il paese ucraino. Infine Draghi. Mario Draghi è stato l'ospite di questa sessione plenaria, presentando il suo piano sulla competitività. Ha ricordato che la pace è il primo e principale obiettivo dell'Europa, tra i propri confini e anche all'estero, e dobbiamo continuare in questo sforzo costante. Le minacce alla sicurezza però sono aumentate e dobbiamo prepararci con catene di approvvigionamento più sicure per le materie prime e le tecnologie critiche, aumentando la capacità produttiva europea nei settori strategici ed espandendo la nostra capacità industriale per la difesa e lo spazio.